Io sono vicina alle popolazioni colpite, sono molto scossa, quindi questo, al di là del contesto professionale, è un messaggio personale di grande vicinanza. Combattiamo tutti per voi e per questo paese che sta soffrendo troppo, non meritiamo tanto, la politica deve impegnarsi di più e noi lo stiamo facendo a tutti i livelli. Abbiamo un problema, si parlava prima dell'azione digitale. Purtroppo noi siamo attrezzati, ma le difficoltà le troviamo poi nelle cose più semplici, il cavo che si rompe, la centralina che non funziona. Quindi si prevede che in questo campo si possa fare qualcosa nella trasmissibilità dei dati più che da noi. Grazie. Sì, infatti questi sono tutti aspetti che stiamo analizzando e studiando in Commissione. Cerchiamo di contemperare le varie esigenze e soprattutto poi di correlare una sanzione ad un effettivo inadempimento. Se una sanzione è dovuta per opacità della norma o per problemi tecnici o perché il modello non si conosceva fino a una settimana prima della scadenza, questo non sono ipotesi in cui un contribuente può essere sanzionato, quindi quel provvedimento sanzionatorio deve essere nullo, quando chiaramente non è dettato da incuria e malafede del contribuente, ma piuttosto da opacità e cattiva gestione dello Stato.